Signore e signori, buonasera e benvenuti alla Ghirada per questa gara di ritorno del campionato nazionale di Serie B maschile. Oggi ad affrontare i nostri ragazzi del Volley Treviso troviamo gli avversari della Chioene Padova. Gara di andata giocata a Padova al Pala Fabris dove dove Volley Treviso si è imposta con un risultato di 3-0. Quest'oggi quindi i ragazzi di coach Michele Zanin potranno vincere 3-0 o vincere 3-1. Se Padova si imporrà con risultato di 3-0 o 3-1, mi correggo, dovremo giocare un golden set ai 15 punti. Se Volley Treviso vincerà o porterà la Chioene Padova al tie break, riuscirà ad imporsi e quindi a passare il turno di questi playoff. Tra pochi minuti entreranno in campo le due squadre, i due arbitri, i signori Riccardo Bertossa e Andrea Benedetti di Gorizia, stanno preparando le due formazioni per il saluto. Avevano disposto le squadre sulla linea di fondo campo, ora li dispongono sulla linea di 3 metri perché quest'anno il saluto è stato rivisto in modalità Covid. Anche gli arbitri sono emozionati per questi playoff come noi. Ed è tutto pronto per entrare in campo, appuntamento tra qualche secondo. Nel frattempo ne approfittiamo per presentare l'ospite di oggi che è qui con noi e che ci supporterà con la parte tecnica. Salutiamo quindi e ringraziamo per essere qui con noi coach Nicola Negro. Ciao Nicola, benvenuto. Buonasera a tutti, buona partita. Grazie Nicola, avremo modo poi di affrontare, oltre che il match, anche qualche domanda sulla tua stagione e sulla tua esperienza brasiliana di questi ultimi tempi, ma anche della tua esperienza insomma in giro per l'Europa da coach e da appassionato di pallavolo. Le due squadre stanno per entrare in campo. Volley Treviso schiererà la solita formazione vista negli ultimi match con al palleggio Mattia Bonifante, nel ruolo di opposto Marco Novello. Come schiacciatori troveremo Gioele Favaro col numero 8 e col numero 11 Edoardo Cunial. Al centro giocheranno Matteo Mozzato e il nostro super centralone Federico Crosato. Il libero sarà Vittorio Ciorin. Padova scenderà in campo con il numero 2 che è il palleggiatore che probabilmente era il numero 12 o non capiamo perché ha la maglia con lo scotch, non ce l'abbiamo nell'elenco, quindi capiremo presto. Poi schiacciatori Gottardo e l'altro schiacciatore è Tommaso Guzzo col numero 9. Capiremo un attimo la formazione di Padova. Tutti i numeri sbagliati? Questo sono... No. Tutti sbagliati i numeri. Fatti stampare da Lollo un elenco. Vai da Lollo e dici che fare un elenco. Devi andare a piedi e sta facendo il scout. Tutto pronto per cominciare. Abbiamo un problema tecnico con l'elenco dei giocatori. Mattia Bonifante in battuta. Tira forte Bonifante, ben ricevuto da Padova. Si va subito in posto 4. Non riesce la difesa del nostro Gioele Favaro. Nicola, un primo scambio subito portato a favore di Padova. Buona conclusione in attacco di Padova su una palla leggermente staccata alla rete e non è riuscito l'intervento difensivo. Batte Padova, salto flot, ricevuto sui 3 metri da Treviso, si va dietro da Cunial. Cunial è costretto a lavorare il pallone sull'alzata imprecisa, subito ricostruzione in posto 4 per Padova, lungolinea vincente nell'angoletto di posto 1. Imprecisione nel tempo di salto a muro su questa palla e l'attaccante di Padova è riuscito a trovare la soluzione lunga. Si gioca 2-0 Padova, subito forte la squadra ospite, il numero 2 in battuta. Ricevuto ancora sui 3 metri da Treviso, palla alta in 4 per Novello, ricostruito, ancora palla a lui. Novello sulla mano sinistra del giocatore laterale avversario, conquista mani out e segna il primo punto a tabellino. Ottima ricostruzione di Treviso e alzata del libero Ceolin. Si va al servizio con Edoardo Cunial. Kunz, una lunghezza di svantaggio per Treviso, si alza alto il pallone, palla lavorata in battuta e ricevuta bene da Padova, subito dietro per l'opposto Pattavino, sulle mani di Crosato e poi a terra in campo, punto di Padova. Partita bene Padova, il cambio palla sta funzionando con regolarità finora e vantaggio di 3-1.
Battuta il salto della Chioene, ricevuta verso posto 4 dal nostro Favaro, che poi attacca e si prende la palla sui denti. Ottimo muro di Cengia, Treviso deve regolare un po' la ricezione che finora sta soffrendo un po'. Va al servizio, ancora l'opposto di Padova, forte su Ceolin che tiene bene, si gioca dietro con Novello sulle mani ancora di Padova, scomposto il muro avversario, appunto Treviso. Esattamente, ecco qui una ricezione positiva che ha permesso un cambio palla agevole a Treviso. Federico Crosato al servizio, salto flop per lui sul libero avversario che riceve bene, si va al centro, attacco di primo tempo e vincente. Ancora molta regolarità sul cambio palla di Padova, percentuali molto alte finora, Treviso deve cercare di essere un po' più insidiosa con la battuta dei 9 metri. Alla battuta ancora Padova, attacco di primo tempo vincente di Mozzato. Treviso prova a rifarsi sotto. Nicola? Sì, Treviso adesso in questi ultimi due scambi di cambio palla ha trovato regolarità anche egli e ora deve cercare di essere un po' più insidioso ai 9 metri, come dicevo, e cercare di disturbare un po' di più la ricezione avversaria. Novello al servizio, forte Novello sul libero avversario, si va verso posto 4 il palleggiatore, alza vicino a lui il giocatore Mattia Gottardo, speriamo di non sbagliare qualche nome degli avversari, ci scusiamo se così sarà. Mani out vincente. Ottimo colpo di Gottardo che ha sfruttato le mani del muro trevigiano e ha trovato il block out vincente. Guzzo alla battuta, Cunial infila le manine sotto ma è costretto agli straordinari Bonifante, altissimo per Novello e Novello vincente con questo attacco. Grande attacco di Novello, Treviso ancora un po' in difficoltà con la ricezione ma un'ottima soluzione dell'opposto trevigiano. Due lunghezze di svantaggio per i giovani Oro Granata. Gioele Favaro, 47 punti per lui prima di questo match, forte sul libero avversario, prova il pallonetto ma Bonifante non si fa trovare impreparato e conquista un punto importante. Bravissimo Bonifante in questa occasione che ha letto la soluzione d'attacco avversaria e ha ritardato un po' il tempo di salto trovando il muro vincente. -1 Treviso, ricezione buona per Padova, attacco di Guzzo vincente, una diagonalona. Imprecisione in difesa in questo caso, due giocatori di difesa di Treviso sono scontrati. Ha visto questa formula particolare di gioco. Ricezione difficoltosa per Treviso, palla alta per Novello, costretto a lavorare il pallone in attacco, ricostruzione facile per Treviso, ma uno Bonifante! Altro grande muro del palleggiatore trevigiano, questa volta 1 contro 1, ha letto bene la traiettoria diagonale, ha mosso bene le mani, un muro molto importante che evita ulteriore break di Padova. E quindi -1 Treviso. Mozzato alla battuta, salto flot Mozzato, corta in posto 4, errore a muro Nicola di interpretazione di lettura dell'azione, Schirro facile. Scelta tattica in questo caso di controllare il primo tempo e invece il palleggiatore padovano ha ripetuto la giocata in posto 4 che l'attaccante ha attaccato senza muro praticamente. Poco male, dobbiamo subito cambiare palla in questa azione. A servire c'è Beggiato, 19enne della Chioene, salto flotto lunghissimo ma la palla è out. Palla out. E punto conquistato dai ragazzi di coach Zanin.
ancora in svantaggio, o meglio a seguire la squadra di Padova, 7-8. Mattia Bonifante finora grande esecutore al servizio con 24 ace per lui, si prepara a questa battuta, tira forte e arriva l'ace! E arriva l'ace! E arriva il 25esimo ace, grande battuta. Un set conquistato da Mattia Bonifante in questa stagione al servizio. 8 pari, ristabilita la parità. Ancora Bonifante al servizio, questa volta la palla si ferma sul nastro. Treviso è riuscito a ricucire però lo svantaggio e adesso si è rifatta sotto. Speriamo sia proprio così. Nicola Bellomo nel frattempo si prepara alla battuta su Favaro, attacco al centro di Crosato, ma letta l'intenzione trevigiana e fermato dal muro di Chioene. Scelta opzione del centrale padovano che ha saltato sul primo tempo e ha letto bene la traiettoria d'attacco. Si riparte quindi ancora con Bellomo dai 9 metri a servire sempre salto flotto, sempre su Favaro che non sta ricevendo insomma nel migliore dei modi in questo avvio di match. Ricostruzione facile per Padova, subito chiamato in causa al posto 4 Schiro, ancora nel lato della Chioene la palla, questa volta sulle mani alte di Crosato, va ad attaccare il giovane Ceggia e conquista il punto. Ottimo colpo d'attacco, alto sulle mani e non ha permesso l'intervento difensivo di Treviso. E time out richiesto da coach Michele Zanin. Ci risentiamo tra 30 secondi. Si ritorna in campo in questo match con Padova avanti 11-8 in questo primo tempo di gioco della finale di ritorno del primo turno dei playoff 2020-2021. Subito a servire Padova, ancora difficoltà per i giocatori di Treviso e arriva l'ace per Padova e quindi costretto al cambio coach Michele Zanin, sostituzione già vista durante il campionato. Gioele Favaro lascia sostanzialmente il terreno di gioco per il numero 10 Davide Soldan, sperando di trovare un po' più di continuità in ricezione. Nicola? Sì, finora in queste prime battute la differenza è stata esattamente sul fondamentale di ricezione. Padova ha avuto una grande regolarità di cambio palla, mentre Treviso sta soffrendo un po' di più. Nel frattempo è arrivato l'errore in battuta della Chioene, quindi punto a favore di Treviso che manda a servire Edoardo Cunial. Si prepara Edo, lavora il pallone in battuta ricevuto bene da Padova, subito dietro per Schiro, ancora per lui il pallone, grande protagonista dell'attacco padovana ma viene difeso da Treviso, palla altissima per Novello, Novello appoggia sul campo di Padova, subito chiamato in causa il posto 4 numero 9 Guzzo, ricostruisce come può Treviso ed è facile invece nel campo di Padova, ancora per il posto 4 difeso, si prepara la ricostruzione Novello, Novello spinge sulle mani, una palla non precisissima in palleggio, murato per Padova. Due ottimi interventi difensivi per Treviso in questa azione, poi però un'alzata un po' imprecisa risolta da un muro di Padova. 13-9, comincia ad essere un break importante per gli avversari. C'era sicuramente da aspettarselo ed eravamo certi tutti che Padova non si sarebbe arresa con un risultato come quello dell'andata, ma Schiro tira forte il pallone che non trova il rettangolo di gioco. Vedremo cosa riusciranno a fare i giovani trevigiani in questo break da recuperare. Ci prova sin da subito il nostro centralone Federico Crosato. Schiro riceve bene, lavora il pallone da posto 4 Gottardo, Novello altissimo, tira forte ma viene difeso in diagonale, si ricostruisce, ancora Guzzo invece va a segno.
di nuovo contrattacco vincente dell'opposto padovano, ma Treviso deve cercare di spingere un po' di più con la battuta, di disturbare un po' di più il gioco di Padova. Decisamente sì. Nel frattempo al servizio c'è Cengia, Riccardo, ventenne, 2 metri per lui. Anche lui salto flot, ancora ricezione difficile per Soldan. Novello fortissimo, grande bomba di Novello a segno. Grande attacco di Novello, ma anche pregevole alzata di Boninfante con una palla molto staccata alla rete, è riuscito a mettere in gioco il suo posto ottimamente. Novello aveva 164 punti prima della partita, ne ha già realizzati 4, quindi siamo a 168 ed è ora proprio lui al servizio per gli Oro Granata. Tira fortissimo Novello, ma viene ricevuto. È un mezzo ace per Treviso, conquistato poi da Boninfante. Nicola? Abbiamo detto poco fa, Treviso ha bisogno di più dal proprio servizio per disturbare una ottima Padova che finora sta giocando con una grande regolarità. E time out, infatti, chiamato subito dal tecnico padovano Fabiano Cecchinato per interrompere il gioco, quindi concediamoci 30 secondi anche noi. Rientriamo in campo in questo punto di mezzo del primo set, 14-12 per la Chioene, in vantaggio su Treviso, che prova a accorciare le distanze con il nostro Novello alla battuta. Tira fortissimo Novello, la prima palla era ace, la seconda è fuori, chiede scusa ai compagni di squadra, non certamente agli avversari, il nostro Marco Novello, e manda al servizio Tommaso Buzzo. Ne approfittiamo, Nicola, per una domanda in questo momento del set su quello che è il campionato brasiliano che è appena concluso e che ti ha visto insomma tornare in Italia da poco. Quest'anno hai vinto fondamentalmente tutto, no? Hai vinto le competizioni che potevi vincere, hai giocato tanto perché avete avuto tanti impegni. Quello che ti voglio chiedere è non quanto bello è vincere, perché sarebbe la domanda più scontata possibile e la risposta la sappiamo sicuramente. Quello che ti voglio chiedere è quanto è difficile, nel frattempo arriva un ace di Davide Soldan per Treviso, -1, quanto è difficile gestire una stagione dove hai tante competizioni a cui punti di vincere, perché insomma gli obiettivi non erano certamente nascosti, e gestire questo tipo di pressione. Innanzitutto è stata una stagione anomala, difficile da gestire perché sappiamo a causa del Covid, ma noi onestamente siamo riusciti a lavorare sempre con regolarità, a non fermarci, e questo sicuramente si è rispecchiato nelle vittorie. Poi è stato grazie a questa regolarità di lavoro che siamo riusciti a ottenere i risultati. Rientriamo in campo, poi ne approfitto per un'altra domanda tra un po', Nicola. Grazie intanto di questa prima risposta. 15 pari, al servizio c'è ancora il nostro Dado Soldan, lavora la palla Dado, facile, ricostruzione e ricezione buona del libero, attacco di pipe vincente per Schiro, l'aveva capito Mozzato ma non è riuscito a fermarsi. Ottima combinazione per Padova, ma Treviso in questi ultimi scambi ha trovato dalla battuta quello che era mancato nella prima parte del set e siamo di nuovo in equilibrio. Ecco Nicola, un'altra domanda per chi ci sta guardando e magari ti conosci un po' meno. Tu hai fatto un sacco di esperienze in giro per l'Europa, in giro per il mondo, hai lavorato con nazionali, ecco, quanto è difficile insomma non solo cambiare per l'allenatore la propria posizione, i propri usi, i propri costumi, ma soprattutto quanto è difficile adattare il tuo sistema di lavoro alla cultura del paese dove vai. Il Brasile sicuramente è molto diverso dalla Polonia, è sicuramente molto diverso dalla Turchia, insomma, com'è questo tipo di esperienza? È molto stimolante,
anche perché ho avuto la fortuna di confrontarmi con delle scuole pallavolistiche molto importanti e molto tradizionali, come il Brasile ultimamente, ma anche come la Polonia prima. E quindi questa qui ovviamente è uno stimolo molto grande a livello professionale, e poi dopo molti anni insomma di pallavolo in giro per il mondo è più facile adattarsi alle differenze, alle culture differenti. Certo. Beh, io continuerei a parlare della tua esperienza, visto come sta andando la partita e il recupero che abbiamo fatto, ma torniamo sulla cronaca. 17 pari, appena conquistato money out da Padova. Al servizio in questo momento c'è Eric Beggiato per la Chioene. C'è un cambio di palloni perché era uscito e va sanificato, quindi regole di protocollo Covid. Si gioca. Speriamo che questo pallone sia fortunato. Salto flotta sul nostro dado che riceve bene. Si va al centro da Crosato che va altissimo. Una 7 eseguita molto bene da Crosato, e da notare che Treviso ha trovato il primo vantaggio del set sul 16-15 e adesso è 18-17. Nicola, sveliamo una piccola curiosità. Oggi c'è in panchina, come sempre negli ultimi anni, Federico Salvego, l'assistente di coach Michele Zanin, e possiamo dirlo, è stato il tuo allenatore quando giocavi a Paese, corretto? Corretto, stiamo parlando, se non vado errato, del 98-99, 99-2000, quindi qualche annetto fa. Direi di sì, ma oggi vi ritrovate come due allenatori, lui come assistente, tu come allenatore internazionale, quindi sicuramente una soddisfazione anche per Federico, che ha sostituito quest'anno coach Michele Zanin, che è rimasto per un bel pezzo fermo ai box causa Covid, quindi bene che vi ritrovate qui. Si rientra in campo 19-17 per gli Oro Granata, che sono riusciti a recuperare lo svantaggio importante che avevano su Padova e sono riusciti ad allungare con Mattia Bonifante al servizio. Tocca il nastro della rete, viene ricevuto dalla Chioene, forse la palla andava fuori, subito poi posto 4 per Schiro che va a segno con un bel attacco. Nicola. Sì, molto bravo Schiro a gestire questa palla, è una palla un po' staccata da rete, ma ha trovato un'ottima soluzione d'attacco. Si gioca, è combattutissimo questo primo set. Dado riceve sui 3 metri, palla in posto 4 per lui, diagonale vincente di Soldan. Ottima prestazione di Soldan fino a questo momento, sta lavorando con percentuali di attacco molto alte. Bonifante è spesso costretto in questo match a palleggiare sulla linea dei 3 metri, no Nicola? Sì, l'abbiamo già detto, il fondamentale dove Treviso sta soffrendo un po' di più la ricezione, anche se negli ultimi scambi ha trovato un po' più di regolarità. Cunial su Sell, si va in 4 per Guzzo e poi chiamata l'invasione di Novello, giusto? Penso Soldan che sì, si accusa. Schiro, ricezione buona per Treviso, si va in 4 e ancora vincente il nostro Dado. Ottima giocata di Bonifante in sovrapposizione al centrale, primo tempo del centrale, e ottima diagonale d'attacco. Un cambio per il momento azzeccato, quello di coach Zanin, Nicola, per il momento. Ha dato un po' più di solidità alla ricezione, al cambio palla per Treviso, e quindi finora ha funzionato sicuramente, anche se c'è da sottolineare anche il cambio di... stavamo dicendo proprio questo cambio di rotta in battuta, ed è arrivato l'errore in battuta. Palla che termina out d'un soffio, ma era out. 21-20, ancora avanti Treviso, deve tenerlo molto stretto questo punto di vantaggio.
Cengia, anche lui come tutta la sua squadra salto flot su Cunial che riceve bene, si va al centro da Mozzato, grande Mozzato a giocare, chiede che sia out il pallone Padova, ma l'arbitro Tocco. la vede dentro. Riconosciuto. C'è stato Un tocco. Si è accusato il giocatore numero 2 di un tocco in difesa. Fair play in campo per questi ragazzi che si affrontano spesso nei campionati anche di categoria giovanile, ed è bello avere nel campionato di Serie B due squadre molto giovani in campo. Novello a servire, Palla che esce di poco, 22-21. era un punto importante quello di Novello, va bene, ci prepariamo a cambiare subito palla. Guzzo dai 9 metri, P4 per Treviso, al salto Cunial sui 3 metri, si va subito da Novello in seconda linea, non una palla, ha dovuto un po' interrompere la rincorsa Nicola Novello, no? Sì, ha anche cercato una soluzione non semplice, però cercando di chiudere il colpo, e molto attento al muro padovano a controllarlo. Parità 22-22. 22-22, ancora Guzzo a servire e termina out la palla per Guzzo. La palla è fuori di poco ma out. Un punto conquistato da Treviso, 23-22. Soldan alla battuta, P4 anche per Padova in questo momento. Lavora Soldan il pallone, ricezione buona di Sella, si va in 4, difesa oro granata anche per i ragazzi di Zanin, si va in 4 ma si va a terra anche con il nostro mitico Cunial. Break importantissimo per Treviso, ottima difesa, e poi Bonifante ha giocato in 4 sopra Bellomo, la parte del muro un po' più difficoltosa per Padova in questa rotazione. Set point per i ragazzi di Zanin, lo ricordo che Cunial e Bonifante insomma vengono da un campionato di under 16, quindi bene. Il muro tiene di Treviso, si gioca ancora nel lato di Padova, furbescamente mette nell'angoletto di posto 1 la palla Gottardo. Ricordiamo Gottardo, se non abbiamo informazioni errate, insieme a Schirro si è allenato in questa stagione anche con la Serie A della squadra di Padova, insomma, quindi sicuramente un'esperienza importante per loro. Bravissimo Gottardo in questa situazione, ha giocato una palla lunga spinta in 1, eludendo la difesa a copertura del pallonetto di Novello. Ricezione di Soldan buona, si va al centro da Mozzato e primo set di Treviso. Nicola? Grandissimo primo tempo, su una ottima ricezione di Treviso, un set recuperato molto bene a Treviso dopo un inizio difficoltoso in cambio palla, ma un 25-23 molto importante per Treviso. Appuntamento tra 3 minuti.
Si ritorna in campo in questo secondo set di gioco con Treviso avanti 1-0. Con me qui al commento c'è Nicola Negro in questa seconda gara di playoff del campionato di Serie B. I risultati della prima giornata di andata per le altre squadre impegnate negli altri gironi di questo playoff sono stati questi: Vempa Cib Valsugana contro Darol Belluno 0-3, Chiovene Padova contro Volley Treviso ovviamente 0-3, Porto Motori Portogruaro Niagara 4 Torri Ferrara 1-3, Cus Trieste contro la TMB Monselice 0-3. Ed è proprio quest'ultimo risultato che sarà quello da osservare anche nelle gare di ritorno, perché se, come pensiamo, Monselice riuscirà ad imporsi, sarà poi probabilmente l'avversario di Treviso o della Chiovene Padova, insomma di chi vincerà questa sfida di oggi. È iniziato il secondo set di gioco, c'è stato un attacco di Padova difeso da Treviso, poi c'è stato un attacco che termina out a cura di Cunial, che non è riuscito a trovare il diagonalone e quindi ha regalato il primo punto del set agli avversari. Nicola, che prestazione ti aspetti dalle due squadre in questo set? Padova ha iniziato molto bene la partita, mettendo in difficoltà Treviso, che poi invece nella seconda parte del primo set è riuscita a recuperare e a giocare sicuramente una pallavolo migliore. Adesso Padova non ha più spazio per errori, deve cercare di vincere i 3 set per conquistare il golden set, quindi io mi aspetto una Padova un po' più spregiudicata, che prenderà qualche rischio sia con la battuta sia con l'attacco. Boninfante, 1 pari per le due formazioni. Tira forte Mattia Boninfanti, ma viene ricevuto bene da Padova. Attacco al centro vincente per il giocatore numero 8 che è Cengia. Sì, sestetti praticamente confermati. Nelle file di Treviso è ripartito Soldan, che aveva terminato il primo set. Padova invece ha riconfermato lo stesso sestetto del primo set. La seconda fase dei playoff vedrà sfidarsi in 2 gare la vincente tra Belluno e Valsugana contro la vincente tra il Porto Motori e Ferrara. Come dicevo prima, la vincente tra Treviso e Padova affronterà la vincente tra Trieste e Monselice. Poi ci sarà una terza fase di gioco, ma la spiegheremo più tardi. Intanto commentiamo la partita. 2 pari alla battuta c'è Cunial. Al salto il pallone Cunial a lavorare la battuta su Schiro. Guzzo attacca in mezzo al muro, ma ci arriva la difesa rogranata. Ricostruzione facile per Padova, pronto il muro di Treviso. Si va in pipe, la prima pipe di questo match. A segno per Schiro, non riesce la difesa di Treviso. Corretta la chiamata arbitrale che ha sanzionato il secondo tocco trevigiano. Ed è quindi un punto di vantaggio per la Chiovene. Cengia. Ho detto correttamente, Nicola, che era la prima pipe del match? La seconda pipe. Errore in battuta per la Chiovene. 3 pari, equilibrio in questo avvio di secondo set. La terza fase e la quarta fase dei playoff, Nicola, poi le spieghi tu nella prossima azione, perché bisogna giocare a domino per fare la compilazione dei tabelloni di gioco. Mi astengo. Non una brillantissima pallavolo in questo avvio di secondo set, con tanti errori in battuta per il momento per entrambe le formazioni. Guzzo. Al salto, tocca il nastro della rete Soldan, poi si va dietro da Novello sulle mani di Gottardo, vincente. Ottima giocata di Boninfante con una ricezione spostata a rete verso zona 4, ha aperto il gioco dietro e block out del proprio attaccante. Nicola, sarebbe facile chiederti, e quindi lo facciamo visto che ha portato bene anche nel primo set, ecco, seppur sia un campionato di Serie B e quindi in questo caso anche giovanile, qual è la differenza che noti così per una persona che guarda la partita non esperta, qual è la differenza che noti principale tra una pallavolo maschile, anche se di Serie B, e una pallavolo femminile di Serie A?
Ma finora quello che ho notato principalmente è la velocità di gioco, ovviamente. La velocità di gioco ridotta rispetto ovviamente a un alto livello, ma è normale, sono atleti molto giovani ancora. E l'altra cosa invece che mi sorprende un po', ma positivamente, è che sto vedendo un grandissimo utilizzo della battuta jump float, che in teoria nel passato era peculiarità della pallavolo femminile, invece vedo che per una volta la pallavolo maschile guarda un po' anche alla pallavolo femminile e c'è un grande ritorno tatticamente dell'utilizzo della jump float rispetto alla botta in salto. Davide Soldan al servizio per Treviso. Tira fortissimo Soldan, ace. Questa è una chiave importante del match. Il primo set è girato ed è cambiato quando Treviso ha cominciato a dare un po' più di incidenza dai 9 metri e sta continuando adesso a mettere in difficoltà la ricezione di Padova. E quindi ci riproviamo sempre dai 9 metri e sempre con Dado Soldan, che questa volta lavora il pallone sulle mani della ricezione di Schiro, che poi si prepara ad attaccare, va altissimo Schiro e la mette dentro i 3 metri. Grandissima diagonale di Schiro che con il muro piazzato è riuscito a trovare un ottimo colpo e una soluzione d'attacco. Dall'alto dei suoi 203 cm è riuscito a lavorare la palla nell'angoletto di post 4. Beggiato. Salto float. Out. Allarga le braccia Beggiato perché non riesce a trovare una soluzione. Sì, probabilmente anche aggressiva. Esattamente, perché l'errore è arrivato su una battuta non forzata e quindi pesa ancora di più. Ed è mozzato alla battuta. Ricezione buona per Padova, ancora attacco al centro, difeso questa volta dagli Oroganata, si va a chiamare in causa Novello entra fortissimo in attacco. Bravissimo Crosato a sporcare a muro il primo tempo padovano e poi contrattacco dell'opposto trevigiano che scava un primo break importante, 8-6 vantaggio. Tira la classica canella il nostro oppostone e conquista il punto numero 8. C'è sempre il cambio palloni da fare per sanificare procedure Covid. Quest'oggi la palestra 1 della Ghirada. Matteo Mozzato ancora ai 9 metri. Salto float per lui sull'angolo di posto 5, ricezione spostata verso zona 2 per Padova, costretta un po' agli straordinari, ma si ricostruisce. Attacco di prima intenzione di Buonifante. Bravissimo Buonifante in questa occasione a sorprendere il muro della difesa padovana con una seconda intenzione vincente. Prova a prendere il largo Treviso, 9-6. Vediamo se riuscirà nell'intento. Chiede la carica ai suoi, cecchinato il coach padovano, ma c'è Matteo Mozzato dai 9 metri a servire. Sul libero Sella, si va ancora in posto 4. Questa volta arriva il mani out vincente di Schiro su Buonifante. Sì, questa volta Schiro è riuscito a trovare la soluzione vincente, mentre nell'azione precedente il muro trevigiano è riuscito a controllare l'attacco del posto 4 padovano. Bellomo. Fuori dai 3 metri Buonifante, alta per Cunial prova a tirare forte ma qualcuno degli avversari spegne la luce. Battuta insidiosa di Bellomo che ha staccato la ricezione trevigiana e ha permesso al muro padovano di controllare e di trovare il punto del -1. -1 sì, appunto per Padova, ancora Bellomo al servizio. Soldan ancora fuori dai 3 metri, la ricezione, palla alta per Novello che mette un passo in più verso il campo e poi lavora sul muro. Colpo alto in questo caso di Novello che ha giocato sulle mani del muro e ha trovato un ottimo blockout, 10-8. 10-8 Oroganata. Buonifante, vedremo cosa riuscirà a conquistare col suo servizio. Tira fortissimo Buonifante, la palla torna nel campo di Treviso, ricostruzione, non si intendono, palleggiatore centrale. Sì, un problema di comunicazione probabilmente su questa free ball di contrattacco. Il centrale è andato a 7 e invece il palleggiatore ha giocato un primo tempo vicino. Già,
10-9, una lunghezza di vantaggio. Schiro lavora il pallone, ricevuto bene, questa volta si intendono, nonostante la palla termini sul piede di Schiro. Il punto di Treviso. Situazione invertita rispetto al primo set, dove era partita molto bene Padova. Invece in questo secondo set è Treviso ad avere più regolarità di cambio palla, ed è Padova invece a dover rincorrere e a dover cercare qualcosa di più con la battuta. Speriamo non si inverta anche il finale del secondo set rispetto al primo. Ed è Cunialla a servire, ma la palla termina out. Difficoltoso l'approccio in battuta anche per Treviso in questo match rispetto ai consueti incontri di campionato, ma Cengia è subito pronto alla battuta. Ricezione così di Treviso, Novello, mani out, va altissimo. Novello in questa frangente sta attaccando con ottima efficacia, un altro block out vincente. Ceolin sembra più concreto rispetto alla gara di andata oggi, quindi buona la prestazione per lui fino a questo momento. Crosato, ricezione di Padova, poi si va alti, palla alta per Gottardo che lavora sulle mani e trova il contatto. Gran colpo di Gottardo, sono alzata che era rimasta un po' corta, vicina a rete, ma ha sfruttato molto bene le mani del muro trevigiano e ha trovato un'ottima soluzione. Mirando un po' al cielo e toccando il muro trevigiano. Guzzo, Tommaso, 18enne, 198 cm per lui a tabellino. Battuta al salto. Vincente Soldan, non riesce la difesa di Padova. Centrale di Padova aveva scelto di saltare sul primo tempo e ha lasciato il laterale 1 contro 1, e ottima soluzione di salvezza. Novello alla battuta. Fortissimo Novello, ma viene tenuto in ricezione come possono dai padovani. Poi si lavora sulle mani di Treviso, difesa facile per Dado, si va dietro proprio da Novello che era in battuta e tira una palla fortissima sul lungolinea. Il muro trevigiano questa volta è riuscito a contenere l'attacco di Gottardo, a ricostruire, e poi ancora un grande attacco da seconda linea di Novello. 14-11 più 3 e arriva il time out di Padova. Grazie Nicola, appuntamento tra 30 secondi. Siamo di nuovo in campo, 14-11 per Volley Treviso che conduce questo match 1-0 e che deve assolutamente conquistare questa partita per chiudere i conti del primo turno di questi playoff 2020-2021. Proverà a farlo sin da subito Marco Novello, pronto alla battuta, tira fortissimo anche se siamo dopo il timeout e arriva l'ace. Un ace molto importante perché scava un vantaggio adesso di 4 punti e Treviso deve spingere, è il momento di spingere per non far rientrare Padova. Tutto pronto per ricominciare dalla battuta, 15-11. Arriva un altro ace. Palla dubbia, poteva anche uscire, era molto vicina alla linea probabilmente, e un altro ace. Ritroviamo il buon Marco Novello e costretto al cambio quindi anche coach Fabiano Cecchinato per migliorare probabilmente la linea di ricezione. Esce col numero 5 Andrea Schiro, entra col numero 12 Pietro Rossi, 18enne, 195 cm per lui.
qualche saltello, qualche aggiustamento di ginocchiera ed è pronto a questa ricezione. Tony Scalzotto direbbe: mai sbagliare la battuta dopo un cambio o dopo un time out? Ma ci sta, dai, Treviso è in una situazione di vantaggio, ci stava di continuare a spingere, adesso è importante tenere regolarità nel cambio palla. Ecco, subito chiuso il cambio, è stato un cambio tattico per spezzare il ritmo al battitore, che, visti gli esiti, ha avuto anche ragione. Gottardo si prepara al salto flot, ricezione buona di Cunial, si va al centro per Mozzato a lavorare verso posto 1, trova il campo. Sì, in questo momento Padova dovrebbe prendere qualche rischio in più dai 9 metri, Treviso 17-12, un vantaggio importante, di nuovo una ricezione in mano a Bonifante che ha chiamato in causa il proprio centrale. Soldan non un buon lancio per Soldan e tanto meno l'esecuzione in battuta, poteva trasformarsi quasi in una palla flot questa battuta. 17-13, Padova, vediamo se avrà la forza per provare a rimontare o se decide di lasciare andare il match. Qui lo vedremo tra pochi istanti. Sfrutta il nastro Bonifante, riesce a mettere le mani sotto, a tenere alta la palla, poi ci pensa Novello a chiudere le danze con questo money out su Schiro. Ancora un blockout laterale per Novello che sta usando molto bene le mani del muro padovano. Si consultano i giocatori di Padova probabilmente per aggiustare l'intesa tra centrale e posto 4. Vediamo come andrà nelle prossime azioni. Nel frattempo c'è Mozzato che si prepara al servizio sul libero avversario che riceve bene, si va in posto 4 da Schiro. Schiro ricambia al favore parlando di money out e lavora sulle mani di Bonifante. Sì, Bonifante è rimasto in aiuto un po' dentro la rete, è arrivato un po' tardi e Schiro ha giocato un ottimo blockout. Bellomo 18-14, salto flot, Cunial fuori dai 3 metri, palla alta per lui, la lavora ma la difesa è facile per Padova, si va alti da Guzzo, Crosato ferma il pallone, Novello difende una palla un po' complessa, l'arbitro non vede l'infrazione di gioco, quindi probabilmente non c'era. Cunial, attacco, difeso, Schiro ancora nel campo di Padova la palla, Schiro ancora, ricostruzione agevole per la Chioene, si va dietro da Guzzo in mezzo al muro, chiude l'attacco. Azione lunga Nicola? Sì, Guzzo ha trovato la soluzione in un'azione lunga, un'azione dove c'è stata qualche imprecisione tecnica, soprattutto nei secondi tocchi di alzata da tutte e due le parti. È più un'azione da volley femminile questa, con tanti ricostruzioni rispetto al volley maschile che tende in Serie A a chiudere subito l'azione. Sì. Arriva l'errore. Attacco out adesso di Novello. Padova a -2, si rifà sotto. Coach Zanin è pronto a chiamare il time out, quindi vuole subito parlarci sopra. Appuntamento tra 30 secondi. E siamo pronti quindi a tornare in campo. 18-16 il punteggio di questo secondo set. Alla battuta c'è Bellomo. Soldan riceve bene. Al centro Crosato, vincente, fortissimo Crosato. Gran primo tempo di Crosato e Treviso di nuovo a +3. Treviso di nuovo a +3 con al servizio Mattia Boninfante, un buon battitore per la squadra di Zanin che potrebbe
Non ha visto l'invasione l'arbitro, Novello è costretto a lavorare il pallone, ma poi arriva un quasi muro di crosato ricostruito comunque dal campo di Padova. Ora appoggio facile per Treviso ed è il nostro mitico Cunial a andare a terra in questa azione. Battuta ficcante di Boninfante. Treviso ha gestito male la prima free ball, ma sul secondo contrattacco ha trovato la soluzione vincente, 20-16 più 4. Boninfante più 1 per Padova. Si ferma sulla rete la battuta di Boninfante, forse l'ha presa un po' bassa al servizio Nicola. Sì, probabilmente il lancio ha lasciato un po' scendere anche la palla, l'ha colpita un po' mentre già era scesa. Schiro. E arriva la correzione tecnica infatti di Zanin, immediato. Alla battuta Schiro, tira forte anche Schiro, riesce comunque a ricevere il libero trevigiano, poi si va sulle mani out, conquistato da Cunial. Bravissimo Cunial in questa situazione contro il muro piazzato, non era facile trovare la soluzione, ma di nuovo un altro, l'ennesimo blockout vincente per l'attacco di Treviso. Cunial alla battuta. Non riesce la battuta, voleva forse provare a lavorarla, Nicola? Sì, questa era una battuta tattica, ha cercato la palla a scendere tra 1 e 2 per disturbare l'uscita da rete dell'opposto, ma corta. Ed è il turno di servizio di Cengia per Padova. Salto flot, ricezione difficoltosa per Ceolin, poi si prova Novello, ancora banca mani out Novello. Ancora bloccato di Novello, ma credo ci sia qualcosa da vedere anche sulla marcazione a muro per Padova. Cominciano ad essere molti i punti su questo blockout. Crosato alla battuta, salto flot, ricezione spostata quella di Padova, poi palla alta per Guzzo, a segno. Ottimo attacco di Guzzo, Padova -3. Questo è il momento di spingere con la battuta per Padova. Vediamo se avevi predetto correttamente che si sarebbe invertita in finale di secondo set. Le mani sono sotto i tavoli, siamo pronti per giocare questa azione. Guzzo, Cunial fuori dai 3 metri, Boninfante va dietro da Novello, Novello sul muro a 3, ricostruzione di Treviso, ancora Novello, la palla in qualche modo sta su, lavorano i padovani, tira forte ma tocca il nastro il giocatore di Padova. Boninfante va verso l'arbitro, pallonetto, un po' di confusione, fatto sta che è pronto ad attaccare Guzzo e conquista un punto importante. Azione sì, molto confusa e Padova trova il punto del 20-22. Padova trova il punto del 20-22, Zanin si gira a guardare i suoi in panchina, ma dovrebbe rimanere tutto com'è, con Treviso che proverà immediatamente a fare questo cambio palla sulla battuta di Tommaso Guzzo. Ceolin non riesce a tenere la palla sul suo campo, poi prova l'attacco di prima intenzione Padova, ma Mozzato ci arriva, si lavora, difesa la palla, Novello, mani out di Novello, conquistato 23-20. Contrattacco importantissimo di Novello, ma sottolineerei il tocco a muro di Mozzato che sulla ricezione slash di Treviso ha toccato e rimesso in gioco una palla molto difficile. Time out di Padova, 30 secondi.
Siamo in campo per questo finale di secondo set, 23-20 per i ragazzi di Zanin. È una battuta preziosa quella che ha nelle mani Novello in questo finale di secondo set. Si può dire che un po' l'ha sprecata il nostro Marco Novello, perché non ha sicuramente gestito nel migliore dei modi. Poco male, 23-21, dobbiamo immediatamente cambiare. Sì, adesso Treviso deve concentrarsi sul cambio palla, un cambio palla molto importante. Introduce in gioco la palla al giocatore del Chioene, subito nelle mani di Soldan, che va a terra da posto 4. Soldan. Ottima gestione di Buonifante, ha chiamato al primo tempo proprio centrale, ha giocato una super in 4, 1 contro 1 sopra il palleggiatore avversario, attacco agevole per l'attaccante. E si riparte con Davide Soldan nel playoff point, prima fase. Poco out. Battuta out, è ancora comunque nelle mani di Treviso il punto per passare questo primo turno di playoff. Altre 2 palle set e qualificazione per Treviso. Beggiato, salto flot, Soldan, si va in 4 da Cunial ed è vincente Cunial. 2-0 Treviso che passa questo turno di playoff. Ottimo secondo set di Treviso, condotto sin dall'inizio e gestito molto bene. C'è stato un tentativo di rientro di Padova a metà set, ma più consistente il gioco di Treviso, e questo 2-0 già mette in Ipoteca. non è ipoteca, mette già in cassaforte la qualificazione. Adesso ovviamente la partita continuerà, ma il discorso qualificazione è chiuso. Appuntamento quindi tra 3 minuti.
E si rientra in campo sul 2-0 con un passaggio di turno conquistato per Volley Treviso. È un match che vediamo se cambierà i colori o se continuerà nel trend dei primi due, dove Treviso, dopo un avvio un po' difficoltoso, è riuscita ad imporsi sulla KON Padova e appunto a conquistare questi 2 set. E qui con noi ancora lo ringraziamo coach Nicola Negro. Nicola, ne approfittiamo per farti una domanda. Tu vivi in questo momento possiamo dirlo, a Jesolo? A Jesolo. Hai lasciato terra trevigiana quanto tempo fa? Ormai un bel po' di anni fa, perché causa pallavolo sono in giro da un bel po' di anni. Però diciamo, almeno 15 anni. Il nostro territorio però lo conosci bene anche da un punto di vista pallavolistico, no? Perché la tua esperienza è stata abbastanza nutrita anche qui. Sì, in realtà io sono via da Treviso dal 2005-6, quindi sono 16 anni, e con una breve parentesi a Conegliano qualche anno fa. E poi anche a Padova, comunque alla Medus, no? Eri qui vicino. Sì. Però insomma i rappresentanti principali della pallavolo, anche perché sono sempre quelli delle nostre società locali, li conosci, no? Ma sì, ci fa piacere rivedere vecchie conoscenze, vecchi amici. Attacco vincente nel frattempo per Schiro. Punto per Padova, quindi, che si porta al servizio con Bellomo. Squadre confermate anche in questo terzo set. Sì. Unica novità per Padova è in campo il numero 6 Sorgato. Coach Zanin schiera la squadra titolare nonostante la promozione, diciamo, avvenuta, ma è un test comunque importante contro un avversario d'oro come quello della KON, per giocare anche in funzione dei campionati giovanili che insomma stanno cominciando ad entrare nella fase calda, no Nicola? Sicuramente, poi comunque anche in ottica playoff, le prossime sfide è importante trovare ritmo di gioco, e quindi Treviso continua con il sestetto che ha vinto i primi 2 set. Cunial su Schiro, ricezione spostata per il palesatore della KON, attacca Schiro in Lugolina, ma c'è Ciolin che difende bene, poi si va in 4 da Soldan che va a terra. Grande azione in break point per Treviso, ottima difesa del libero in parallela e poi contrattacco vincente. E ancora quindi il pallone nelle mani del nostro Cunial. Oggi abbiamo 2 assistenti di campo di peso, in 2 faranno 60 kg probabilmente, quindi 2 ragazzi del nostro settore giovanile che sono venuti a trovarci e che non hanno mai abbandonato questo splendido sport. Si ferma sul nastro della rete la battuta di Cunial. 3-2, 5 come il numero di Schiro che è al servizio in questo momento. Tira forte Schiro, viene ricevuto bene da Ciolin, si va in 7 al centro, mani out di Crosato. Giocata pregevole di Boninfante, ricezione sui 3 metri e una 7 giocata perfettamente. E poi Crosato raccoglie il pallone e va alla battuta. Salto flotto per Crosato. In 4. Arriva al muro trevigiano. Arriva però anche una chiamata di invasione a muro. Sì, la rete si è mossa, probabilmente Novello. Il secondo arbitro è proprio deputato all'osservazione di queste questioni e quindi ha fatto il suo mestiere. Guzzo. Soldan. Tira altissimo Soldan e trova anche le mani, quindi punto importante quello di Soldan. Gran colpo di Soldan che ha trovato una diagonale vincente sull'angolo di 5, una situazione di attacco contro il muro piazzato. 8 punti per Davide Soldan in questo match, leggiamo un po' il punteggio: 16 punti per Marco Novello, 11 punti per Andrea Schiro,
8 punti per Cunial, Soldan, Guzzo, 6 punti per Crosato, 5 per Gottardo, 5 per Bonifante, 4 Mozzato, 4 Cengia e 1 Magnabosco. Arriva invece il 17° punto di Novello. Battuta ottima tra zona 1 e zona 6 e ennesimo ace per l'opposto trevigiano. Ed è ancora Novello a servire. Si alza altissimo il pallone ma si ferma sul nastro della rete. 17° punto di Novello. C'è stato un problema audio al palazzetto dello sport. Guzzo si ferma sul nastro della rete anche la battuta di Guzzo. Soldan, Nicola Treviso avanti anche in questo terzo set. Sì, è ripartita con la stessa regolarità dei primi due e Padova invece è un po' più in difficoltà adesso. Sì, probabilmente Padova ha un po' mollato, no? Non è facile giocare sapendo che la partita, insomma, non può più darti nulla dal punto di vista agonistico dei playoff. No, Nicola? Certamente, ma come hai detto tu, comunque per queste due squadre è anche un banco di prova per i prossimi impegni, non solo di categoria Serie B, ma anche in ottica delle finali giovanili, quindi comunque c'è una partita da giocare e una possibilità di allenamento e di crescita. Cunial sulle mani, ma poi viene difeso da Sorgato, si va ancora dietro da seconda linea per Padova. L'arbitro la vede in campo nonostante tutti i giocatori di Treviso avevano visto fuori, quindi Guzzo conquista il punto. Proteste da parte di Treviso, ma la coppia arbitrale non ha dubbi, la palla era dentro. Sorgato al servizio. Sorgato, si alza il pallone. Ceolin riceve, si va in 4 da Cunial, muro 1, poi tenuto, poi difeso. Palla bassa alzata al centro per Padova, si ricostruisce comunque per i ragazzi in maglia bianca. Si va in 4 da Schiro, mani out, vincente. Nicola. Muro di Treviso scomposto e Schiro trova l'attacco vincente sulle mani di Mozzato. Ancora la palla nel campo di Padova che ha ristabilito la parità, neanche lo sapessimo, avevamo appena detto che si erano arresi. Ed è punto di Treviso. La percentuale di previsione che ho è del 100% al contrario, quindi bene Nicola, speriamo nell'errore di Treviso, dico così la palla andrà in campo. Mozzato alla battuta. Su Schiro, brutta la ricezione per Padova, poi costretti ad attaccare una palla altissima, un pallonetto che passa in mezzo alle mani di Novello, ricostruzione padovana sul libero, buono l'appoggio, attacco al centro, difeso da Dado Soldan, si va altissimi per Novello. Novello prova al mani, non si sa, ma la palla termina in campo, murata da Bellomo. Stavolta la soluzione del triplo muro di Padova ha trovato il punto, è stato bravo Bellomo, il palleggiatore, a chiudere la diagonale all'opposto trevigiano. Ed è la maglia numero 15 di Eric Beggiato a servire. 8 pari. Lunga la palla, diagonale. Una battuta lenta, fuori lunga. Treviso di nuovo avanti 9-8. Mattia Bonifante per i ragazzi di Zanin. Fortissimo Bonifante, si va dietro, a segno Guzzo, buono l'attacco di Padova,
Sta crescendo molto il rendimento dell'attaccante Guzzo, è un'altra soluzione d'attacco ottima, colpo in mezzo al muro che butta in zona 6. Buona anche la prova, Nicola, in ricezione del libero di Padova di Sella. Sì, sicuramente. È sempre stato chiamato in causa dai giocatori di Treviso, si è fatto trovare pronto. Bell'uomo alla battuta, 9 pari. Non buona la ricezione di Treviso, altissimo Novello. Novello la appoggia ma non riesce a difendere il regista padovano. Bravo Boninfante che è riuscito a risolvere una ricezione staccata da rete con un'alzata in bagger precisa in 4 e ottimo colpo di Novello in parallela. Ed è poi Edoardo Cunial pronto al servizio. Cunial lavora il pallone ma viene ricevuto da Padova, bene, si va subito in 4. Una alzata complessa, costretto a usare la mano sinistra Guzzo, ma trova il money out. Bravo Guzzo a spingere, era una palla alzata vicino alla rete, vicino al muro trevigiano, è riuscito a usare molto bene le mani di Novello. Cambio in regia per coach Zanin. Trova spazio in questo match anche Nicolò Fisicaro, sostituendo la maglia numero 2 di Mattia Boninfante. 10 pari, Fisicaro passa le suole delle scarpe e si prepara in questa azione. Subito chiamato in causa con una ricezione fuori dai 3 metri, subito chiamato Novello, murato Novello. Attacco non definitivo per rigiocare, ma la copertura di Treviso non è arrivata e quindi punto un numero 11 per Padova che passa in vantaggio in questo terzo set. Sì, +1 per Padova. Andrea Schiro si lancia male il pallone, Nicola. Sì, lancio errato, ma anche la conclusione battuta da dimenticare. 11 pari. Crosato. Vincente l'attacco di Guzzo. Nuovamente Guzzo e nuovamente il muro di Treviso che arriva scomposto e non riesce a controllare l'attacco padovano. Oro Granata che vedono terminare per la fase territoriale il proprio campionato Under 19 mercoledì 2 giugno con la finale alle ore 18 a Olmi di San Biagio di Callalta, ammesso che appunto il percorso gli permetta di qualificarsi in quella che è la finale territoriale, che darà accesso poi ad una fase regionale e che quest'anno, novità neo annunciata dalla Federazione Italiana Pallavolo, dopo aver vinto la fase regionale non si potrà qualificarsi subito alle finali nazionali, ma ci sarà un turno di chiamiamole finali interregionali, così definite dalla Federazione Pallavolo, un po' un ritorno al passato, in quanto per causa Covid e causa costi non sarà possibile andare a giocare le finali nazionali con 32 squadre, ma ne arriveranno solo 8, quindi le finali sostanzialmente interregionali qualificheranno i team che poi potranno andare a giocare la fase nazionale. Sicuramente in tutta questa bailame di partite, Nicola, tutte le fasi sono molto strette, si giocherà praticamente tutto in 2 settimane, quindi una sospensione di quarantena o causa Covid potrebbe cambiare completamente l'esito di quello che sarà l'evolversi appunto del futuro di una squadra, ma questo è avvenuto anche in partite match clou, no? Delle massime serie. Ricordo qualche squadra turca che non è andata a giocare fasi importanti di coppe europee, corretto? Ma casi di Covid ovviamente sono stati a tutti i livelli quest'anno. Differente è stata la gestione e i protocolli ovviamente. Money out conquistato da Guzzo. Milano si rientra in campo 14-13. Guzzo ancora ai 9 metri. Sul nastro
14 pari. Soldan. Al servizio. Lavora la palla Soldan. Forse un po' troppo facile. Palla in 4 per Sorgato che va a segno. Non rimane in campo la difesa del libero trevigiano e Padova di nuovo avanti 15-14. Sicuramente una battuta che voleva essere tattica, ma non è uscita, no Nicola? Una battuta sì, a scendere, ma non ha impensierito il cambio palla padovano. Sorgato. Ciolin bene, si va al centro da Mozzato. Mozzato chiude l'azione. Bravo il palleggiatore trevigiano a sfruttare questo primo tempo sopra il centrale padovano che deve molti centimetri a Mozzato. Ed è proprio lui che si prepara il servizio su questo 15 pari. Sottoflot ricevuto bene da Padova. Schiro vincente. Ricordiamo e facciamo un grosso in bocca al lupo anche alla Pallavolo Motta, che questa sera gioca una gara fondamentale per il proprio proseguo dei playoff, perché in buona sostanza, se riuscirà a conquistare il match, approderà storicamente, è la seconda volta che succede, in A2. Questa è la gara che determinerà il passaggio in A2 del team di Motta, quindi in bocca al lupo ai ragazzi biancoverdi. Novello a segno, Nicola. Torna a trovare regolarità in attacco l'opposto trevigiano dopo un passaggio un po' difficoltoso. 16-16. Come giudichi la prova dell'opposto di Colli Treviso? Ottima finora, soprattutto nel secondo set è stato molto incisivo e ha avuto percentuali di attacco molto alte. Nico Fisicaro. Sorgato riceve verso posto 4, si va a chiamare in causa Schiro, altissimo Schiro. Primo tempo spinto che ha trovato impreparata la difesa trevigiana. Pallonetto spinto, scusate. Cala la tensione anche di Coccio Negro in questo match con Treviso qualificata, appunto, lo ripetiamo per chi si fosse collegato ora, alla fase successiva dei playoff, dove probabilmente dovrà giocarsela con la TMB Monselice, che Treviso ha affrontato, piccola curiosità, ha affrontato nel precampionato, nell'unica amichevole precampionato che le due squadre hanno giocato, e dopo un primo set, una gara di andata lì da loro a Monselice in cui Treviso si è imposta nettamente 3-0, nella gara di ritorno Monselice non ha dato scampo ai ragazzi di Zanin, imponendosi praticamente 4-0 qui alla Ghirada. Quindi un match sicuramente, sì, un amichevole, si è giocato un set in più, un match sicuramente quello che si aspetta coach Zanin, complesso da giocare contro un'espertissima Monselice, squadra costruita con una buona ambizione, con giocatori esperti. Vediamo cosa riusciranno a fare i giovani di Zanin. Nel frattempo buona la ricezione di Ciaolin, si va al centro da Crosato, tenuto prima dal muro e poi dalla difesa di Padova. Pipe, non so se volutamente spostata, ma comunque a segno quella attaccata da Schiro. Difesa di Padova è rimasta tra zona 3 e 4 la rete, e questa pipe è stata giocata spostatasi dietro al palleggiatore. Ottimo attacco di Schiro da seconda linea. Padova più 2, 19-17. Ed è proprio Schiro che va a lavorare il pallone in battuta. Ci arriva Ciaolin, si va dietro da Novello, prova una mano Bellomo ma non riesce la difesa della Chioene. Mi fanno notare che siamo al punto numero 21 di Novello in 3 set. Legonu de noi altri. Crosato al servizio, si va dietro per Guzzo, difeso, si va dietro per Novello. Grandi protagonisti gli opposti in questo match. Va fuori l'attacco di Novello, Nicola. Esce di poco, sì, il diagonale di Novello, bravo Crosato dopo il servizio a difendere il pallonetto avversario.
Ed è quindi il turno al servizio di Cengia. 20-18 per la Chioene, avanti di 2 lunghezze. Battuta del salto flotto tenuta da Soldan. Novello spinge sulle mani del muro, ma trovano comunque il campo i giocatori di Padova con Guzzo a segno. Alzata vicina a rete, Novello ha cercato di giocare questa palla ma è mancata ancora la copertura di Treviso. E time out richiesto da coach Zanin. A 18 in questo terzo set di gioco. Siamo pronti per affrontare quindi questo finale di terzo set. Padova avanti, Treviso costretta al recupero se vuole chiudere qui la partita, altrimenti si andrà a giocare il quarto set. Mozzato ci prova da subito, conquistando questo punto in primo tempo. Ottimo primo tempo e adesso va a servire Novello, turno importante per Treviso. Vediamo cosa riuscirà a fare Novello dai 9 metri per gli Oro Granata. Sono 2 i punti da conquistare. Tira fortissimo Novello, ma la palla è out. Palla esce di poco, lunga. Ed è Guzzo a servire. Lavora la palla Guzzo ma si ferma sulla rete. 22-20. Soldan. Cambio azzeccato, no, quello di Zanin oggi, Nicola, con l'introduzione di Soldan. Treviso aveva iniziato la partita con qualche difficoltà in ricezione e in cambio palla, e l'ingresso di Soldan ha sistemato un po' il primo tocco trevigiano, dando ovviamente a Bonifante la possibilità di giocare maggiormente pallone a rete e ne ha ovviamente giovato l'attacco trevigiano. Siamo convinti comunque che Gioele Favaro sarà pronto e prestante per la prossima partita. Sorgato ricevuto da Cunial, che poi si assume la responsabilità dell'attacco difeso da Padova. Si va dietro da Guzzo, si ferma sulla rete l'attacco di Padova. Brutto attacco di Guzzo qui, una palla un po' staccata, ha chiuso il colpo in diagonale, ha tentato una conclusione difficile. 21-23 il punteggio. Accorcia le distanze, quindi Treviso ci prova quantomeno e lo farà con Mozzato al servizio. Un buon servizio quello di Mozzato, attacco difficoltoso quello di Padova, però va altissimo Schiro e mette a terra il pallone nell'angoletto di posto 5. Gran colpo di Schiro che attacca molto alta questa palla e cade esattamente nell'angolo di posto 5. E quindi set point conquistato dalla Chioene. Beggiato alla battuta. Soldan un po' in difficoltà, altissimo il pallone per Novello, Novello ci prova, sbaglia l'attacco e quindi quarto set che va a Padova 2-1, terzo set scusate che va a Padova 2-1 per Treviso. Ci risentiamo tra 3 minuti.
ciao.